Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi per il nostro appuntamento quotidiano per l'emergenza coronavirus. Allora iniziamo subito la nostra comunicazione dicendo che alle ore 12 non risultano ancora casi di positività, fortunatamente, nel nostro comune per quanto riguarda il coronavirus. Inoltre oggi è una giornata un po' particolare, oggi è la giornata del ricordo delle vittime della mafia. E perché oggi inizio da questa considerazione? Perché appunto l'Italia, la nostra nazione, ha già affrontato, e questo ne è un esempio, delle crisi pesanti sul suo territorio come gli anni di piombo, gli anni del terrorismo, gli anni degli attentati della mafia. E solo grazie all'unità siamo riusciti a superare questi momenti di difficoltà. E questo dovrebbe insegnarci che anche questa volta, se noi rispettiamo quelle regole che ci hanno imposto, o meglio, che ci siamo imposti, riusciremo a superare anche questo momento di difficoltà. Faccio questa promessa per dirvi cosa, perché a parte il dato positivo che vi dicevo prima della mancanza di contagi a Terra di Po, il governo e la Regione Veneto hanno introdotto ulteriori misure restrittive per quanto riguarda le libertà personali. Ve le riassumo brevemente, insomma. Uno è il divieto di accesso a parchi, giardini pubblici e privati aperti al pubblico, alle piste ciclabili e quindi anche alle sommità arginali o analoghi ambiti che si prestano all'intrattenimento di persona. Per fare un esempio pratico, a Terra di Po, tutta la sommità arginale del Po di Venezia e del Po di Gnocca, i giardini di Piazza Venezia, Piazza della Repubblica, il Parco Perla e qualsiasi altro luogo che possa essere atto all'intrattenimento di persone. Dopo è vietato spostarsi a piedi, in bici o analogo mezzo o con altro mezzo, tranne che per gli spostamenti legati a motivi di lavoro, salute e necessità. È vietata qualsiasi attività ludica o ricreativa all'aperto. È vietato praticare attività motoria a più di 200 metri da casa, come è anche vietato uscire con l'animale di compagnia a più di 200 metri da casa. Quindi, in sintesi, sono vietate le passeggiatine, sono vietate le uscite col cane, a meno che non siano più di 200 metri da casa, e qualsiasi agente di polizia locale, dei carabinieri, polizia dello Stato, finanza, che vi ferma, dovrete anche certificare e dimostrare dov'è la vostra abitazione, quindi portate sempre con voi un documento di riconoscimento. E sarà anche vietato accedere alle attività commerciali in più di un componente per nucleo familiare, quindi se dovete andare a fare la spesa non potete andare a fare la spesa in 2 o 3 persone, tranne che per motivi legati all'assistenza a persone che hanno difficoltà a deambulare o quant'altro, e quindi dovrete accedere ad una persona alla volta per nucleo familiare all'interno dei centri commerciali, dei centri comunque da rivendita di alimentari, scusate. Inoltre, gli esercizi commerciali di qualsiasi natura che vendono generi alimentari la domenica saranno chiusi. Questo l'ha stabilito l'ordinanza della Regione Veneto, perché questi centri, essendo già aperti 7 giorni su 7, limitare la domenica per limitare magari quegli spostamenti di quelle persone che vogliono recarsi con la scusa di acquistare generi alimentari a fare un giro in uno di questi centri commerciali. Inoltre sono chiusi sempre da oggi anche i bar delle stazioni di servizio, tranne quelli presenti sulla rete autostradale, e sono chiusi anche, lo ricordiamo, i cimiteri. Questi erano già stati chiusi con una precedente ordinanza dell'amministrazione. I controlli di polizia locale e dei carabinieri sul territorio di Terra di Po controllano. In particolare in questi giorni sono stati controllati circa 150 veicoli e 50 persone e 50 pedoni. I controlli continuano sia la mattina che nel pomeriggio, soprattutto per controllare queste nuove misure stringenti che sono state appunto emanate ieri sera sia dalla Regione Veneto che dal Ministero della Salute. Passeranno anche in questi giorni, e già approfitto per ringraziare ancora una volta i volontari della Protezione Civile che prestano il loro tempo per questa attività, i 2 mezzi della Protezione Civile con un nuovo messaggio per tutte quelle persone che non hanno Facebook o non hanno internet o che non possono accedere neanche ai giornali, dove verranno specificati quelli che sono i nuovi divieti. Dopo, per quanto riguarda le mascherine che ci deve fornire la Regione Veneto,
attualmente non sono ancora arrivate, sono ancora in fase di produzione e attendiamo dalla Regione di capire anche quali saranno le modalità di distribuzione alla cittadinanza e soprattutto quante saranno le mascherine, perché comunque un comune di Po conta 8.100-8.200 abitanti e quindi siamo anche in attesa di sapere quali saranno le modalità, a quale persone dovranno essere distribuite e come. Quindi io vi ringrazio, ci vediamo domani, ci vediamo nei prossimi giorni per il nostro consueto appuntamento. E ancora una volta permettetemi di ringraziare non solo i volontari di protezione civile, ma tutte le persone di buona volontà e anche le forze dell'ordine che operano sul territorio e che si sacrificano per fare in modo che questa situazione si risolva nel più breve tempo possibile, e per tutti quegli operatori, medici e infermieri che operano negli ospedali e che danno assistenza a tanti malati. E ricordiamoci sempre che restare a casa è la soluzione migliore per evitare il contagio e per evitare di diffondere il contagio. Quindi restiamo a casa e aiutiamo ad aiutare chi è impegnato 24 ore su 24 per superare questa emergenza. Grazie a tutti.